Ah, che bello, oggi ho tirato fuori proprio il Medioman che è in me, il Medioman che è in me, il Medioman che fa di sabato a Roma quando fa caldo, il Medioman va, diciamo, al centro commerciale in linea di massima, dove sono io non è proprio un centro commerciale, è un centrino commerciale sulla Salaria, perché dovevo andare dalle Leroy Merlin a comprare delle cose, delle stecche, delle bacchette per fare delle cornici ai quadri che faccio, Vabbè, insomma, vado a comprare queste stecche con il mio bel DN01. Stamattina ho pedalato, mi sono fatto la mia bella doccia all'aperto. Sì, doccia, certo. Un po' migragnosa, Ci stanno quelli che ostentano, tutta questa gente che dice: ah, mamma mia, guarda lui che faccia, oh. Guarda che demone, oh, guarda che demone. E insomma, io l'ho fatta, mi sono comprato il soffione, l'architetto mi ha fatto il progetto, il soffione da 45, ho pagato 1.000, ma io l'ho fatto, che il soffione è sintomo, proprio è sinonimo, è il manifesto del fatto che tu sia arrivato o non sei arrivato. Se è vero questo, certo, stiamo rovinati. Allora, girando per la Marlene, mi va l'occhio, mi casca l'occhio. E ho capito quanto sono bravi perché mi è cascato l'occhio sulla mattonella. Sul 30-30. 30 che faccio il piastrellista, ho detto. Ma che era? Specchio. E allora ho fatto il Medioman. Perché sono bravi gli architetti, ho capito quanto sono bravi. È il 30-30, una bella pezza. 34 euro si può fare. Perché gli architetti glieli vendono a 1.000, 8,90. È bravo l'architetto, e poi va dalle Leroy Merlin e gli dà il 30, gli prenderà il 40 per 40, che costerà 78, io mette 7,80. Dice i zeri contano, no, i zeri contano, talvolta contano. E quindi mamma Rosa, io non gliel'ho fatta perché ho pagato, anzi gliel'ho fatta perché a 34 gliel'ho fatta. Uno monte e domani mi faccio la madre di tutte le docce. C'è pure tanta pressione, quindi ostenterò il soffione. E il soffione da qui, da 12 se ne va. O volamo dal terrazzo. Secondo te sto male. Oggi mi sono mediomanizzato, che non è reato. Viva la vita, tutta la vita, bella per te. Staus! E il soffione da 30. Mamma mia, quanto c'è in traffico. Guarda l'altro. Non so se li vedi, perché questa è 3.0, quando cominci a vedere persone in mezzo ai nuvole è 3.0. Abbi pazienza, ci arrivi prima o poi. Staus!